sono dei momenti in cui si registra un discredito nei confronti della scrittrice di Nuoro, un certo discredito, un certo fastidio nei confronti della sua scrittura, sono gli anni del secondo dopoguerra, quando alcune generazioni, almeno 2 generazioni di scrittori sardi e di intellettuali sardi, avvertono che Deledda con i suoi romanzi non fornisca un'immagine della Sardegna compatibile con quella idea di modernizzazione, anzi con quell'ideologema della modernizzazione e della modernità che i giovani di quel tempo volevano. È arrivata sino ai giorni nostri questo atteggiamento un po' infastidito nei confronti di quella immagine esotica, esotista creata anche nel nostro immaginario da Grazia Deledda. Si contrapponeva alla antichità di Deledda, che è un'etichetta assolutamente incompatibile con la scrittrice, all'antichità dell'immagine della Sardegna creata da Deledda, la modernità o l'aspirazione alla modernità rappresentata nei romanzi e nei racconti sperimentali della giovinezza, oltre che nei romanzi più noti, nel Disertore e nel Paese d'Ombre di Giuseppe Dessì. Giuseppe Dessì era l'emblema di un sardismo, era l'icona di un sardismo modernista che voleva portare la Sardegna fuori dalla preistoria. Deledda in quello schema era la scrittrice che raccontava una Sardegna che non volevamo più. Ora questo fatto ormai non sussiste più, perché la grandezza di Grazia Deledda, almeno da un trentennio e forse anche di più, è ampiamente riconosciuta. La scrittrice viene studiata, abbiamo delle edizioni nazionali istituite presso il Ministero della Cultura dello Stato italiano. Il mondo accademico si occupa di Grazia Deledda almeno da 2 generazioni, se ne sono occupate largamente Giovanna Cerina, se ne è occupata Cristina Lavinio largamente e entrambe se ne sono occupate con grande sapienza, con grande erudizione e con grande intelligenza critica. Ce ne occupiamo noi, a Nuoro c'è una parte dell'Istituto Etnografico che da tempo remoto, non saprei dire da quando, raccoglie i documenti deleddiani, coltiva la casa museo di Deledda, quindi finalmente Deledda accanto a Gramsci è diventata una icona della nostra identità, sono 2 monumenti sui quali non si discute più.